E veniamo alle notizie del giorno. Ufficializzata la scissione del PDL, nascono Forza Italia con leader Silvio Berlusconi e il nuovo centrodestra che fa capo al vice premier Angelino Alfano. In Sardegna, ad eccezione di Renato Lai e Paolo Terzo Sanna, che comunque non hanno ancora preso una posizione definitiva, tutti i big si schierano col Cavaliere. Una sola voce fuori dal coro, quella del Mauro Pili, che continua la sua strada con Unidos e guarda con distacco le vicende romane. L'ex presidente della regione oggi era impegnato a Nuoro, ma l'abbiamo raggiunto telefonicamente, lo ha fatto per noi Stefano Lai. Oggi i sardi debbano occuparsi dei problemi della propria terra, a prescindere dalle logiche interne ai singoli partiti e ancor peggio dalle logiche della destra e della sinistra che sono a Roma insieme, che governano insieme e che tutelano gli interessi forti dei poteri forti piuttosto che quelli della Sardegna e dei sardi. Quindi bisogna fare scelte senza i paraocchi, andando oltre i recinti. Quindi pensiamo che lei resti nel gruppo misto e non alla Camera e non faccia altre scelte? Io non ho mai previsto nella mia vita la ritirata da un progetto politico importante come quello che ho intrapreso insieme a tanti cittadini sardi, tanti amici che hanno voluto fare una scelta di vita mettendosi a servizio non di un partito, di una coalizione nazionale, ma di pensare soprattutto agli interessi della Sardegna. Credo che questo sia un percorso politico iniziato per quanto mi riguarda da tempo, 1200 volte io ho votato contro provvedimenti del governo Berlusconi, del governo Monti e del governo Letta, provvedimenti che dalla Lituania alla Tirrenia, dall'Enel all'Eni hanno difeso i grossi gruppi a prescindere dagli interessi del paese. Ecco, io penso che questo soprattutto i governativi sono a difesa di Eni, Enel, all'Italia e Tirrenia, cioè quindi c'è da preoccuparsi perché col fatto che tutti stanno con Berlusconi il governo potrebbe addirittura allontanare e considerarci un figliastro e non un figlio. Io penso e ribadisco che non c'è differenza, perché tra quelli che definiscono lealisti ci sono personaggi come Verdini e Scajola che hanno difeso ripetutamente i progetti sull'eolico da una parte e gli interessi dell'Eni, della Tirrenia e dell'Italia dall'altra. Credo che non ci possa essere questa differenza. I filogovernativi Letta e Alfano sono quelli che hanno le sponsorizzazioni nelle loro fondazioni dell'Eni, dell'Enel, della Mobilines e dell'Alitalia. Quindi di fatto non c'è nessuna differenza, sono contese che appartengono alle logiche della partitocrazia e della più perversa politica che non hanno niente a che fare con gli interessi della Sardegna. Senta, una domanda sulle bonifiche. Anche in questo senso non ci sono dei segnali incoraggianti e vedo che lei è molto interessato ai problemi di Quirra, di Furtei. Credo che ci sia una connivenza che va spezzata. La Sardegna, il tema vero della Sardegna è la schiena dritta, farsi rispettare, non accettare compromessi con questi signori, contrastarli in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, perché credo che le bonifiche siano un elemento imprescindibile per lo sviluppo della Sardegna. Ripristinare il maltolto, restituire questi territori dalle aree militari passando per le aree industriali a quelle chimiche è una condizione sine qua non della quale la Sardegna non può fare a meno. Con questi signori non si può avere nessun tipo di dialogo perché questi hanno dimostrato di servire più l'Eni piuttosto che gli interessi della Sardegna. La ringrazio onorevole e buon proseguimento. Grazie.